Signor Presidente del Consiglio, assessori, onorevoli consigliere e consiglieri, rappresentanti delle isole, autorità civili, militari e religiose, care concittadine e concittadini sardi. Ogni anno Sadie ci chiama a fare il punto sul nostro cammino nella storia. Ogni anno Sadie ci dà occasione imprescindibile di fare il punto sul nostro autogoverno, nel passato, nel presente e nel futuro. Ogni anno Sadie ci dà l'opportunità di cogliere e praticare al meglio per creare legami, reti, cooperazioni che ci possono rendere più forti nel panorama mediterraneo, europeo e internazionale. E da quest'ultimo voglio partire oggi e lo voglio fare ringraziando di cuore i rappresentanti delle isole che sono qua presenti oggi in aula a festeggiare con noi Sadie della Sardegna. Così come pure voglio ringraziare i tanti governi insulari che non sono potuti essere qui oggi, anche a causa della complessità dei tempi che viviamo e delle responsabilità che ciascuno di noi deve esercitare per la propria gente, ma che hanno mandato i loro auguri sinceri e la vicinanza al popolo sardo. Riconoscere noi stessi è necessario, farlo insieme a tante altre isole da tutto il mondo lo è ancora di più. È così che noi diamo senso alla nostra capacità collettiva di decidere di essere protagonisti della nostra storia, affermando la nostra presenza, mettendoci in connessione con popoli vicini e lontani, costruendo azioni condivise con chi, come noi, vive il privilegio e la sfida di essere isola. Anche per questo siamo felici di ospitare qui, in quest'Aula, il Presidente della Conferenza Regioni Periferiche Marittime, Filippo Reinac, così come la Presidente della Commissione Isola delle Conferenze delle Regioni Periferiche Marittime, oltre che la Presidente dell'Assemblea Corsica, l'amica Nanette Maupertuis. Insieme alla CRPM, questa importante organizzazione che riunisce i governi di 150 territori, di 24 paesi diversi, e con la Commissione Isole che terrà domani a Cagliari la sua assemblea annuale, stiamo lavorando insieme da 2 anni per far valere i diritti delle isole ed arrivare finalmente ad una strategia dedicata ai nostri territori. Non solo, come Sardegna, anche grazie al lavoro fatto dal nostro ufficio di Bruxelles, abbiamo presentato alla Commissione europea un position paper di 130 pagine di proposte precise, mirate, di modifica della legislazione europea, in modo che finalmente ci siano regole a misura delle isole, come la Sardegna, la Corsica, le Baleari, Gotland, Aland e le isole greche, ovvero tutte le isole che non ricadono sotto l'ombrello dei territori ultraperiferici, ma che hanno comunque bisogno di una legislazione attenta, flessibile, che ci dia più poteri di azione e decisione in materia di trasporti, aiuti di Stato, coesione territoriale e tanto altro. Mentre esaltiamo la diversità, la bellezza, la ricchezza delle nostre isole, continuiamo a lavorare insieme, facciamo rete, per vedere le nostre ragioni riconosciute e ottenere quei risultati concreti che possano dare risposte e fiducia alla nostra gente, che possano dimostrare che l'Europa è capace di ascoltare le istanze popolari, le voci che arrivano dal basso e da lontano dai suoi centri maggiori. Oggi più che mai difendere l'autogoverno e la dignità delle isole significa anche difendere un ordine internazionale basato sulla diplomazia, la cooperazione e la pace. Il mondo futuro passa attraverso le isole. Se cade l'argine del rispetto dei popoli insulari, se si può pensare ed agire come se i loro diritti e le loro libertà non valgano e siano alla mercé di interessi altrui, cade anche l'idea di democrazia e di convivenza che con fatica si è costruita finora e che dovrebbe invece essere rafforzata, non messa a rischio. Ma veniamo a noi, a quello che possiamo fare sul nostro autogoverno di oggi. Noi sardi, ogni singola persona di Sardegna, è chiamata non solo il 28 di aprile, ma ogni giorno a scegliere di impegnarsi per la propria terra. Ognuno lo deve fare come può e quanto può. Noi esercitiamo ogni giorno il nostro autogoverno e se è vero che possiamo sempre fare di più e meglio, è anche vero che non siamo sempre messi in condizione di fare come vorremmo. Così come il 28 aprile del 1794 i sardi dovettero alzare la voce davanti a un potere esterno sordo, se non ostile, noi oggi ci troviamo davanti a una situazione complessa, in cui l'esercizio delle nostre prerogative sancite dall'autonomia speciale viene sempre più spesso limitato e compresso. In questi 2 anni ne abbiamo avuto degli esempi.
dai tentativi di espropriare la Sardegna dalle sue competenze di pianificazione energetica, all'ultimo tentativo di esautorare completamente la Regione da ogni decisione relativa al destino e all'utilizzo delle basi militari, che ricordo è stato sventato grazie all'unità di tutti i parlamentari e di tutti i rappresentanti sardi. Ma voglio anche ricordare i casi positivi di collaborazione con il governo centrale e con lo Stato. Penso a ciò che stiamo facendo insieme per portare avanti la candidatura dell'Einstein Telescope, un investimento strategico per fare della nostra terra un centro mondiale di riferimento nell'innovazione e nella ricerca scientifica. Ciò non toglie che i sardi meritino più rispetto e più spazi di autogoverno. Perché noi non temiamo di farlo e di farlo bene e non temiamo di migliorarci se sappiamo fare o se finora non abbiamo fatto le cose al meglio. A questo proposito, il famoso filosofo e politico Sabaudo de Maistre, proprio ai tempi della sarda rivoluzione, quando la nazione sarda cercava cambiamento, progresso, giustizia, si scagliò contro di noi dicendo che ai sardi mancava il più bell'attributo dell'umanità, la perfettibilità. Ebbene, si sbagliava di grosso. E siamo qui per dimostrarlo tutti insieme, da sardi. Serve una nuova attitudine, serve una nuova postura, serve cambiare approccio e mentalità. Non più andare a chiedere, ma pretendere ciò che è un nostro diritto. Non più limitare a lamentarci, ma iniziare a costruire, senza attendere sempre l'intervento di altri. Un caso su tutti. Stiamo costruendo le basi per un nuovo ruolo della Regione Sardegna nella gestione e nell'amministrazione dell'energia. Come dimostrano gli eventi internazionali, si tratta di un ambito strategico, fondamentale e vitale, sia per la nostra capacità di autogoverno, ma anche per contribuire a scenari di pace. Vogliamo essere artefici e gestori di ciò che produciamo ed è per questo che stiamo lavorando alla costituzione della società energetica sarda. La dignità e la libertà di un popolo si misurano nella capacità di realizzare il proprio futuro, passo dopo passo, progetto dopo progetto. Sono riecheggiate in quest'Aula le 5 domande che il Parlamento sardo formulò nel 1793. Si trattava, dicono gli storici, di una piattaforma di rivendicazioni a carattere moderato, eppure Sovrano Sabaudo le visse come un atto rivoluzionario. Non è difficile capire perché. Intanto perché era un'espressione di un Parlamento che si era autoconvocato all'indomani della vittoria sui francesi, era il frutto di un moto di autodeterminazione e di patriottismo civile. In secondo luogo perché in esse si ribadiva che la nazione sarda aveva un potere maturato storicamente, che doveva essere rispettato, che almeno il sovrano poteva limitare la libertà dei sardi nel far valere e utilizzare le leggi, le consuetudini, i privilegi che gli erano propri. Non a caso, un anno dopo, a rifiuto Sabaudo di accogliere le 5 domande si arriverà agli eventi di Sadie, che apriranno un biennio di cambiamenti, come in Sardegna non se ne vedevano da tempo. È vero, la sarda rivoluzione fu repressa nel sangue e finì anche a causa delle spaccature nel partito patriottico, nel tradimento di quelle classi conservatrici dominanti che, temendo le riforme, l'abbattimento del feudalesimo, il repubblicanesimo, preferirono le subalternità, le dipendenze a rischio della libertà e il perseguimento della giustizia. Dobbiamo meditare su quel passato, ma per farlo non ci basta un giorno, ci servono anni interi, ci serve il lavoro quotidiano. Per questo la nostra storia, che è tanto travagliata quanto lunga, ricchissima e bellissima, deve entrare nelle scuole, insieme alla nostra lingua, alla geografia, all'economia della Sardegna. Deve entrare nelle scuole per diventare la spina dorsale di una nuova generazione di sardi e di sardi che prenderanno in mano il futuro di questa terra con ancora più coscienza e spirito costruttivo di quanto è stato fatto finora. A noi sta il compito di dare gli strumenti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. È per loro e per voi che dobbiamo riannodare il filo interrotto dalla storia. Quando la sarda rivoluzione sembrava ancora possibile, il grande politico e intellettuale Matteo Luigi Simon scrisse il prospetto dell'isola di Sardegna, antico e moderno. È stato il primo tentativo di fare il sussidiario sardo, un sussidiario che serviva perché diceva Simone nell'introduzione, che vi leggo in un italiano contemporaneo: vorrei che in ogni momento di più si destasse nei miei compatrioti l'amore per le lettere, lo studio della storia patria, così poco apprezzata fin qui nelle scuole sarde. Simone aveva ben chiara la sfida: formare dei cittadini e delle cittadine sarde coscienti della propria storia, delle proprie potenzialità, della propria terra. Ebbene, quel sussidiario non vide mai la luce, vittima anch'esso della fine e della repressione della sarda rivoluzione.
Noi dobbiamo riannodare quel filo di quella storia, della nostra storia migliore. Per questo mi rivolgo alle ragazze e ai ragazzi di Sardegna. Voi siete il nodo che legherà il presente e il futuro della nostra terra. Se noi abbiamo fatto domande, voi siete la risposta. Zadie serve anche a questo, a prendere l'impegno di lavorare tutti insieme, pur nelle nostre differenze, pur con tutta la determinazione possibile, perché i giovani abbiano tutti gli strumenti, la conoscenza, i poteri per scrivere una nuova storia della Sardegna. Queremos scrivere la nostra storia, pro ora e pro su tempo venidore. Buona diesa da Sardegna a tutti.